Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, siamo in diretta, sono le 12 in punto e partiamo con una storia, la storia di una donna, la mamma di 5 figli che minaccia di incatenarsi perché è stata sfrattata, mamma di 5 figli, è una storia che ci racconta Anna Maria Parisi da Mestre. Giulia ha 19 anni, di Mestre, davanti a Villa Querini perché oggi la tua mamma si sarebbe voluta incatenare proprio davanti a questa sede municipale, Villa Querini, ma poi cos'è successo e perché si voleva incatenare la mamma? Allora, si voleva incatenare perché da molti anni siamo dentro un bando per un'assegnazione della casa del comune. Ci è stata negata di nuovo la casa e entro il 13 noi dobbiamo uscire dalla nostra abitazione attuale, che comunque è un'abitazione di fortuna, diciamo così. E, nonostante abbia provato a contattare chiunque, sindaco, assessori, tutti, non ha ricevuto risposta da nessuno, anzi è stata bellamente ignorata e quindi ha detto basta, devo fare qualcosa, ma non ho il coraggio di darmi fuoco, quindi mi incatenerò al comune domani mattina. Aveva comprato le catene anche ieri sera. Invece poi cos'è successo? Questa mattina è arrivata una telefonata, quella che aspettavate da 10 anni, da parte di un dirigente dei servizi sociali. Ci hanno dato un appuntamento per questa mattina e allora lei ha detto va bene, aspettiamo di vedere cosa hanno da dire, però noi dobbiamo uscire con una risposta definitiva e un alloggio in mano. Ecco, con Giulia, Maurizio Enzo, segretario provinciale Venezia, Sinistra Italiana, che sta seguendo questo caso con questa famiglia da tempo. È un caso particolare perché i genitori di Giulia tempo fa hanno ricevuto una segnalazione per la quale i servizi sociali hanno allertati da questa chiamata anonima, attenzionato la famiglia. Perché? L'assurdo è che praticamente avevano una situazione di indagine per spaccio di stupefacenti che dopo pochissimo praticamente sono stati completamente resi da sentenza, che non avevano nulla in merito rispetto a questa condanna ipotetica che non c'è mai stata. Ecco, quindi la interrompo, quindi c'è una sentenza del tribunale che dice che i genitori sono definitiva, che dice che i genitori sono completamente estranei ai fatti. Però Giulia non è figlia unica, ha un altro fratello maggiorenne e altri 3 fratellini piccoli, minorenni. In virtù di questa segnalazione che cosa è successo? In virtù di questa segnalazione, sventuratamente, come avviene di solito a livello anche di protezione per i minori eccetera, all'inizio sono stati messi in case di comunità i bambini minori e quindi tolti immediatamente ai genitori, alla madre e al padre e portati in questa comunità. Ecco, in questi 3 bambini minori c'è anche un fratellino di Giulia che è affetto da una malattia per la quale lui risulta invalido al 100%, quindi sono stati in case di comunità, però adesso non lo sono più. Dove si trovano? Adesso si trovano in affidamento dalla nonna materna e praticamente c'è una situazione, inutile negarlo, abbastanza secondo me negativa da un punto di vista sociale, che è una componente della famiglia è aggregata all'interno di un ambiente abbastanza insalubre di 60 metri quadri all'interno di un appartamento che adesso dovrà lasciare, abbandonare velocemente, e l'altra parte della famiglia insieme alla nonna materna. Non c'è l'unità familiare, la congiunzione familiare, cosa che il comune aveva garantito a suo tempo un anno abbondante fa. Ecco, per questo appartamento Giulia pagate un affitto di quanto al mese? Quasi 900 euro, 840 euro al mese. Per un appartamento che è grande quanto? 60 metri quadri, 2 camere, un bagno e salotto con cucinino. Ecco, oggi qui dai servizi sociali per avere una risposta e chiedere in definitiva, lei già detto prima, lo ripetiamo, che cosa? Una casa dove poter stare, dove poter avere la sicurezza di poter dormire e di non dover andare in strada dopo un anno o dopo 6 mesi. Allora, questa era una giovane mamma, avete sentito, che minaccia di incatenarsi davanti
al comune, eravamo a Mestre, adesso andiamo a Preganziola in provincia di Treviso per la tragica morte di Vincenza Saracina, uccisa a coltellate. Si sta stringendo il cerchio attorno al responsabile, che sarebbe stato filmato da videocamere. Sono stati eseguiti i prelievi sotto le unghie della vittima alla ricerca del DNA. Vincenza aveva dei lividi sulle braccia e un'unghia spezzata, segno che nella colluttazione con il suo assassino avrebbe tentato disperatamente di difendersi. La donna, cinquantenne, è stata raggiunta da 5 fendenti che l'hanno colpita al collo e allo zigomo. Un colpo, quello alla carotide, è risultato fatale. Durante l'esame autoptico sul corpo della vittima sono stati effettuati dei prelievi dei tessuti biologici trovati sotto le unghie, nella speranza che possano essere utili per tracciare il profilo del DNA del killer. La donna è stata trovata morta in una fabbrica dismessa, lasciata lì dal suo assassino. Le indagini continuano per dare un nome ed un volto all'uomo che ha ucciso la cinquantenne. Il cerchio si starebbe stringendo e presto potrebbe arrivare la svolta su questo delitto che ha lasciato la comunità sotto shock. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso stanno continuando a sentire gli amici di Vincenza e quanti frequentavano la famiglia ed il marito della donna, risultato quest'ultimo estraneo ai fatti. Non solo, ma i militari stanno continuando a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e soprattutto del percorso che avrebbe fatto la vittima da Preganziol fino al luogo del delitto. Il degrado in tante città del Veneto. Andiamo a Padova per lo spaccio di droga, l'esasperazione dei commercianti. Tra gli spacciatori ci sarebbe anche un badante. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo a ridosso dell'isola Memmia in Prato della Valle. Questa è una zona conosciutissima di Padova, forse una dei simboli, una delle cartoline più note di tutta la città. È qui che lunedì sera gli agenti della squadra mobile della questura di Padova hanno arrestato uno spacciatore. Come dicevi tu, quest'uomo, un 31enne tunisino, aveva un regolare permesso di soggiorno come badante rilasciato dalla questura di Mantova. Il problema è il luogo. Negli anni passati, per fortuna davvero si può parlare di decenni, il Prato della Valle era molto conosciuto ai padovani proprio per fenomeni di spaccio, per la presenza di tossicodipendenti, soprattutto nell'area che portava poi verso la Basilica del Santo. Tornare a parlare di spaccio nell'isola Memmia per un padovano significa davvero fare un passo indietro nel tempo. Una preoccupazione che è condivisa dal comitato di Prato della Valle, che è nato l'anno scorso proprio per la rivalorizzazione di questa area, che abbiamo raggiunto al telefono il presidente, che purtroppo in questo momento si trova in Sardegna, quindi non possiamo sentire al microfono e non può essere qui con noi. Ci ha raccontato che episodi come quelli, come l'arresto dell'altro giorno, purtroppo sono frequenti, soprattutto in quest'area. Adesso ve la inquadra il collega Federico Cibotto, che è l'area che va verso a ridosso della Basilica di Santa Giustina. Queste segnalazioni sono state fatte alle forze dell'ordine, si chiede quindi un maggiore controllo, si chiede che vengano garantite anche le aperture dei negozi, le aperture serali, perché sappiamo che le zone vitali della città per fortuna hanno una difesa naturale ovviamente da fenomeni come questo. Fenomeni di spaccio sono purtroppo diffusi in tutta la città. Solo un paio di giorni fa vi raccontavamo come verranno installati 4 cancelli nell'area a ridosso della stazione, in un'area di servizi, quella di Piazza Salvemini. Allora direttore, io ti lascerei al servizio che abbiamo realizzato questa mattina in redazione con la cronaca di quanto accaduto nelle ultime ore, per poi darvi appuntamento ovviamente ai servizi di questa sera. Da Padova per ora è tutto.
spacciava all'interno dell'isola Memmi e aveva nascosto 3 pacchetti di droga anche lungo la canaletta che la circonda. Il 31enne tunisino arrestato lunedì sera dagli agenti della squadra mobile di Padova. L'intervento è arrivato dopo diverse segnalazioni da parte di residenti e commercianti del Prato della Valle, una delle aree turistiche più importanti della città, uno dei famosissimi 3 senza di Padova: il Santo senza nome, il caffè senza porte, il Prato della Valle appunto senza erba. Lo scambio di droga, hashish per la precisione, è stato registrato dagli agenti che hanno notato il tunisino seduto su una muretta, prima consegnare un involucro all'acquirente, poi mettersi in tasca una banconota da 20 euro. Fermato, il tunisino è risultato in possesso di quasi 700 euro in contanti e più di un etto di droga. Regolare sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno come badante rilasciato dalla questura di Mantova, il tunisino si era dato allo spaccio e a Padova era stato fermato già 3 volte negli ultimi mesi. Per il tunisino, arrestato, è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova. Il questore ha avviato il procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. Grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Oggi in regia ci sono Renato Cappoia e Simone Merlo. Adesso vediamo una notizia pubblicata poco fa dal Gazzettino Vescovana. E nel Padovano un bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti. È gravissimo, vedremo di darvi ovviamente altri particolari. Chiudiamo per ora la cronaca, perché poi la riprendiamo, la cronaca nera, e andiamo a Bassano del Grappa, perché stasera ci sarà il primo consiglio comunale con il nuovo sindaco Nicola Finco, che vedo insieme a Vanessa Banzatto. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti proprio questa sera alle 18:30 ci sarà il primo consiglio comunale dell'era Finco. Con me, accanto a me, proprio il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, a cui chiedo proprio così a caldo l'emozione di questo primo consiglio comunale, per quanto lei si sia seduto sui banchi della Regione del Veneto ricoprendo l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale. Certo è che qua è tutta un'altra storia, parlando della sua città. Ma certamente è la mia città, la città dove sono cresciuto anche politicamente, quindi i primi passi proprio li ho mossi all'interno del Consiglio Comunale nel 2009 e insomma dopo 15 anni ritornare all'interno della sala municipale con il ruolo da sindaco è sicuramente un'emozione molto particolare, secondo me è un'emozione anche più sentita rispetto anche alla Regione, perché qua amministri la tua città, conosci il territorio, conosci i tuoi concittadini, quindi sicuramente insomma mi sento una grande responsabilità nei confronti della comunità bassanese. Ecco, il momento topico sarà proprio il giuramento. Sì, il giuramento, che per carità è un atto formale, però si giura anche ai propri cittadini, alla propria città, l'impegno assoluto nel migliorare le cose, quindi è una sfida che io e tutta la mia squadra ci siamo presi in campagna elettorale. Oggi i cittadini ci hanno dato un mandato chiarissimo, quindi insomma la macchina iniziamo a farla funzionare, abbiamo diverse idee e progettualità in cantiere, quindi insomma iniziamo a muovere i primi passi, perché insomma la città ha bisogno di interventi urgenti. Ecco direttore, direi che prima di entrare nello specifico, se dici, potremmo lanciare il servizio che ha realizzato il collega Ferdinando Garavello, che riguarda proprio il Consiglio Comunale di questa sera. Inizia l'era Finco a Bassano del Grappa. Questo pomeriggio alle 18:30 è in programma il primo consiglio comunale dell'amministrazione di Nicola Finco, che nelle scorse ore ha dato le dimissioni da consigliere regionale, abbandonando anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio Veneto. L'ordine del giorno odierno, piuttosto semplice e conciso per la verità, prevede la convalida degli eletti della tornata elettorale, quindi la surroga del consigliere comunale dimissionario Roberto Marin. Questi aveva annunciato la chiusura dei seggi nel lunedì del ballottaggio che, indipendentemente dall'esito del voto, non sarebbe tornato in consiglio comunale. Poi spazio al momento più importante della seduta, ovvero al giuramento del sindaco, che poi comunicherà all'assemblea i nomi della giunta comunale. La squadra è già stata ufficializzata, ma una cosa è darne notizia in conferenza stampa, un'altra è formalizzarla nella sacralità dell'aula.
Eccola la squadra. Il vice di Finco sarà Mariano Scotton di Forza Italia, che avrà le deleghe a bilancio, tributi, fondi europei e sport. L'ex vice sindaco Andrea Zonta, il più votato della lista di Fratelli d'Italia, sarà assessore a urbanistica, commercio, viabilità e protezione civile. Andrea Viero, segretario cittadino della Lega, si occuperà di lavori pubblici, patrimonio, decoro urbano e ambiente. Giada Pontarollo, anche lei del Carroccio, sarà assessore a cultura, turismo e sviluppo economico. Sicurezza e risorse umane sono affidate ad Alessandro Campagnolo, esponente della Democrazia Cristiana. Marina Bizzotto, la più votata della lista Impegno per Bassano, avrà le deleghe a politiche giovanili e istruzione. Completa la squadra l'assessora esterna Francesca Busa, delegata a politiche sociali, famiglia, pari opportunità. Nell'ordine del giorno restano infine poche pratiche da sbrigare, ma ce n'è una di particolare importanza che riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, questa casella è destinata a un esponente di Fratelli d'Italia. Dal confronto politico di giorni scorsi pare stia emergendo una convergenza sul nome di Stefano Monegato, già presidente di quartiere a San Vito. Ottimo servizio di Ferdinando Garavello. Volevo chiedere, Vanessa, al nuovo sindaco un commento sulla protesta di tutti i sindaci d'Italia, ovviamente anche in Veneto, per i tagli che sono stati decisi dal governo. Sono tagli pesantissimi. Come pensa il sindaco di affrontare questa situazione? Ecco, Sindaco, il direttore proprio chiede un commento su questi pesantissimi tagli da Roma ai comuni e alle province. Si parla di un taglio da 250 milioni di euro che va a pesare in maniera proprio importante proprio sui servizi ai cittadini. Sì, possiamo dire che siamo alle solite, no? Quando il Paese ha bisogno e deve tagliare, taglia sempre agli enti locali, quindi taglia ai comuni, alle province, alle regioni, che poi sono quegli enti che per primi danno risposte ai cittadini. Ma posso anche capirlo, perché nel corso anche degli ultimi anni sono state fatte determinate operazioni, una su tutte il 110%, che ha permesso a molti di rifarsi la casa nuova, ma creando un debito per le prossime generazioni che è una cosa folle. Quindi purtroppo queste cose le dobbiamo pagare noi amministratori locali, però ovviamente questo ci comporterà a fare determinate scelte nel corso dei prossimi anni, quindi a darci delle priorità. Certo è che c'è una vera e propria rivolta in ballo. Ma sì, c'è una rivolta, anche perché comunque non si va mai a premiare i virtuosi, non si va mai a premiare chi è sul territorio ogni giorno e comunque deve dare delle risposte concrete ai propri cittadini, ma si fanno sempre questi tagli generalizzati, no? Magari tagliando la stessa somma a nord piuttosto che a sud, anzi magari al sud lasciano più risorse spesso nei confronti del meridione rispetto al nord. Insomma, siamo sempre alle solite, passano gli anni, passano i governi, ma poi quando è ora di tagliare si tagliano sempre i comuni virtuosi e in particolar modo i comuni del nord. È una questione che però si porta avanti da tantissimi anni, questa. Sì, diciamo il sistema Italia, forse è un sistema che deve essere riformato, e la grande riforma che deve fare questo Paese è la riforma della pubblica amministrazione, la riforma dell'autonomia, che speriamo vada avanti, perché è un Paese che ha dimostrato che col centralismo non si va da nessuna parte, ma soprattutto il centralismo è il male assoluto di questo Paese. Sento un'ultima battuta prima di chiudere, priorità della nuova giunta di Bassano del Grappa. Ma ho chiesto ad ogni assessore di portare due priorità per intanto questa prima fase del mandato. Ci dobbiamo concentrare su poche cose ma concrete, cioè cose che si possono realizzare, perché si sa, in campagna elettorale si parla sempre di tante cose, ma poi bisogna sempre fare i conti con quelle che sono le risorse del bilancio e ovviamente poi quelle che sono le richieste dei cittadini. Un grande investimento sarà fatto sul mondo della persona, quindi dalla prima infanzia fino agli anziani, che sono insomma una parte importante della nostra società e che hanno bisogno di importanti investimenti. E poi per le opere pubbliche andremo a individuare quelle due opere pubbliche fondamentali e che sono la priorità per i cittadini bassanesi, e troveremo le risorse necessarie per realizzarle. E sanità. E la sanità, che ovviamente è stato uno dei cavalli di battaglia della mia campagna elettorale, quindi su questo noi vigileremo molto l'operato dell'ULSS e chiederemo ovviamente risposte concrete, la risoluzione dei problemi che i cittadini ogni giorno e quotidianamente insomma ci portano all'interno della sede municipale, non solo, perché la sanità, sappiamo benissimo, è ovviamente il servizio principale e la salute è il bene principale che ognuno di noi ha.
Ecco, direttore, hai sentito, insomma, c'è tanta carne al fuoco, tanti i progetti della nuova giunta guidata da Nicola Finco, e intanto si comincia questa sera con il primo consiglio comunale, il giuramento del sindaco Finco e poi le nomine dei nuovi assessori, nomine ufficiali dei nuovi assessori che lo accompagneranno nel prossimo quinquennio. Per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa Banzatto e al sindaco Nicola Finco, e riprendiamo con la cronaca nera, andiamo a Vidor per la morte, per l'uccisione di Alex Marangon, che è stato ritrovato cadavere nel Piave dopo un rito all'interno di un'abbazia dove è in corso un sopralluogo. Andiamo in diretta da Daniela Sizia e da Nicoletta Rizzetto. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, noi siamo in una delle entrate dell'abbazia di Vidor che vedete qua alle 9. Sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto, i carabinieri del nucleo investigativo guidato dal maggiore Giovanni Truglio che era presente, e il pubblico ministero Giovanni Balmassoi per un sopralluogo che si spera davvero sia decisivo per capire che cos'è accaduto quella terribile notte ad Alex Marangon. Hanno controllato sia la zona esterna che vedete qua alle mie spalle e poi hanno controllato dentro la chiesa, e alla fine sono andati dietro, direttore, perché dietro c'è una terrazza che non so se poi potete vedere magari dalle immagini che abbiamo fatto, che è una terrazza dalla quale potrebbe essere stato spinto, potrebbe essere caduto, aggredito in quella zona e poi essere volato giù da lì. L'altezza è di oltre 10 metri, però l'unica cosa che tutti hanno pensato è che lì c'è, se vedete le immagini, arbusti, sterpaglia, alberi, e quindi sembra quasi difficile che possa essere caduto da lì a picco e finito poi sul Piave, ma ovviamente ci sono degli accertamenti proprio in corso per cercare di far luce su questa tragedia ovviamente che ha sconvolto tutte le comunità. I carabinieri sono rimasti qua, il pubblico ministero fino alle 11, poi sono rimasti all'interno ancora la scientifica per ulteriori accertamenti sul luogo, e davvero si spera che si possa far luce. La certezza è che Alex Marangon dopo l'esame autoptico aveva parzialmente il cranio sfondato, aveva delle emorragie imponenti con costole rotte al torace, e quando è finito in acqua era in fin di vita. Ora è da capire come possa essere successo e farlo finire in fin di vita in acqua. Poi da lì, lo sapete, purtroppo il ritrovamento a Ciano del Montello, dove il corpo si è arenato in un isolotto. Probabilmente domani la procura farà un punto proprio con la stampa per cercare di dare delle risposte che chiede davvero anche la famiglia, risposte però che chiede anche il conte, il proprietario di questa abbazia. Ieri abbiamo parlato con l'amico, perché è un avvocato, però lui dice: io in questo momento parlo come amico perché non ci sono indagati e quindi il conte non ha bisogno di avere un avvocato. Sentiamo dunque quello che ci ha detto e come la pensa realmente il proprietario di questa abbazia. Non c'è nessun indagato e quindi le persone informate sui fatti non hanno diritto ad un avvocato. Tiene a precisarlo l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del conte Alberto da Sacco, proprietario dell'abbazia di Vidor, dove è avvenuta la tragedia di Alex. Il legale ripercorre quel terribile giorno quando il 25enne di Marcone si è allontanato e poi è scomparso. Il conte stava dormendo quando alle 6 del mattino è stato svegliato perché il ragazzo era svanito nel nulla, ed è stato proprio lui a chiamare i carabinieri. È il primo che pretende sia fatta chiarezza per il buon nome della famiglia, ma anche per la sua proprietà, per dove vive. È il primo che vuole avere delle risposte. E quindi mi ha chiesto, in qualità di amico, ovviamente, sapendo anche il lavoro che faccio, di sopportarlo in questa tragedia. Sulla dinamica di questo dramma il conte sembra essere convinto. Il conte pensa che sia stata una caduta accidentale.
Certo è che dopo i risultati dell'esame autoptico ogni pista viene vagliata dagli inquirenti, tanto che è stato deciso un ulteriore sopralluogo degli investigatori all'abbazia Santa Bona di Vidor. Indagini serrate del nucleo investigativo dei Carabinieri guidato dal maggiore Giovanni Truglio assieme ai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. Quanto alla presenza di telecamere. C'è una telecamera? Ci sono? No. Le telecamere risultano in centro a Vidor. Quindi nell'abbazia e fuori dall'abbazia non ci sono telecamere? Su questi eventi organizzati all'abbazia l'avvocato Dalmaso spiega. Era un evento che era stato organizzato in occasione della venuta in Italia di questo famosissimo curandero. Sul curandero arrivato dal Sud America, il legale spiega che questa figura nei loro paesi è iscritta in alcune liste particolari, una sorta, dice, di albo. Sono persone che praticano questo tipo di medicina alternativa, la chiami come vuole, ma sono iscritti a un albo e si fanno sempre comunque assistere anche da un medico. Su Andrea Zuin, l'organizzatore dell'evento, il legale termina: è una persona stimata. Sentito, ci sono alcuni punti importanti. Il primo è che non ci sono telecamere, si pensava alle telecamere un'interna, qualcuno dice esterna, no, non ci sono telecamere né all'interno né all'esterno di questa abbazia, c'è solo una telecamera sulla strada che quindi non può aver ripreso ovviamente quello che è accaduto quel giorno con i riti sciamanici qua all'interno dell'abbazia. E un altro punto fermo è quello dei curandero, anche qui c'è un mistero, qualcuno diceva no, ma sono a disposizione della magistratura e quindi si possono ricontattare, e in realtà sembra che loro si siano già spostati fuori dall'Italia e che potrebbero essere tornati nei loro paesi, quindi non si sa dove siano finiti, anche questo è un mistero. Fra l'altro noi avevamo saputo che la persona che era col curandero, che era quello che avrebbe dovuto tenere sotto controllo la situazione, in realtà è un assistente, quindi ci sono tante cose che davvero vanno chiarite e che si spera che oggi vengano chiarite. Soprattutto nelle ore scorse sono stati risentiti tutti i partecipanti a quel famoso evento per cercare davvero di capire cosa è successo. La cosa certa è che probabilmente Alex Marangon non era in sé, aveva preso delle tisane, delle sostanze, l'ayahuasca è una di quelle piante che può dare effetti allucinogeni, quindi non essere padrone insomma di se stesso, e quindi potrebbe aver avuto qualche problema. La certezza è che è stato rincorso dai curanderi, che sono stati gli ultimi a vedere in vita Alex. Tante davvero le cose che dovranno comunque chiarire anche loro, per questo è emerso proprio nelle ultime ore. Gli ultimi a vedere in vita Alex sono stati proprio loro due. Perché non lo hanno fermato? Perché non lo hanno bloccato? Non si sa. Oppure lo hanno bloccato, è successo qualcosa? Davvero domande a cui dovranno dare delle risposte gli investigatori, e ovviamente una verità che chiede la famiglia. Sabato c'è la giornata del lutto, la giornata del dolore, i funerali di Alex Marangone. Forse venerdì ci sarà una fiaccolata per ricordare il 25enne. Sentiamo anche le parole del sindaco. Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex. Quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcona Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon, che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato come lui avrebbe voluto. L'appello dei familiari nell'annuncio funebre, dove viene anche riportato un pensiero del 25enne. Celebriamo la vita rendendo le grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex, che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo. Davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane, il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così.
solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda e quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. Se un film giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua. Purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino assolutamente, massimo rispetto insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia perché non si può soprassedere a una cosa così importante insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex. Sabato i funerali e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta. Direttore, qui dall'Abbazia Davidora è davvero tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Siziani, Nicoletta Rizzetto, e andiamo avanti con un'altra tragedia che ha visto protagonisti due ragazzi, cioè Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Turetta ha deciso di andare subito a processo e ci sarà la prima udienza il 23 di settembre. Mettiti in testa che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi, scriveva così Filippo Turetta in un messaggio WhatsApp inviato nel febbraio del 2023 a Giulia Cecchettin e recuperato dal cloud della giovane. La pretesa ossessiva di laurearsi con Giulia non accettava che la 22enne fosse più avanti di lui e forse vedeva nel percorso universitario un modo e il pretesto per continuare a stare con lei e cercarla. Agiva per riconquistarla ed era convinto di riuscirci. Anche questo messaggio è agli atti dell'inchiesta a carico dello studente di Torreglia. Il 23 settembre davanti alla Corte d'Assise di Venezia si aprirà il processo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dalla premeditazione, per sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Filippo Turetta insieme ai suoi avvocati ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare, non verrà richiesta la perizia psichiatrica, andrà direttamente a processo. Questo messaggio riguardante la laurea potrebbe essere uno dei punti chiavi per contestare la premeditazione. Giulia infatti è stata uccisa l'11 novembre, pochi giorni prima della sua discussione prevista per il 16 novembre. Secondo la procura, Turetta avrebbe incominciato a pianificare il delitto almeno dal 7 di novembre. Il ragazzo, dopo la separazione da Giulia, l'avrebbe tempestata di messaggi, era convinto di poterla riconquistare, voleva riallacciare i rapporti facendole pressioni e minacciando atti autolesionisti, preoccupazioni espresse anche da Giulia in alcuni messaggi vocali mandati alle amiche. Il telefono della ragazza non è mai stato ritrovato, ma grazie al cloud gli inquirenti hanno recuperato i testi delle conversazioni che ora sono tra gli atti del processo. Servizio di Valentina Visentin, adesso andiamo a Vicenza, al Villaggio del Sole, l'esasperazione dei residenti per un villaggio, per un campo nomadi abusivo. Sentiamo subito Daniele Garbin che con l'operatore Andrea Benetti ci raccontano che cosa sta succedendo. Parcheggio di via Divisione Acqui nel quartiere Villaggio del Sole. Questo parcheggio proprio in particolare sta ospitando da qualche tempo un raggruppamento di nomadi che abitualmente si danno appuntamento qui. In questo momento è vuoto, ma vediamo i segni ancora di quello che era. Qui proprio hanno acceso un fuoco, proprio sotto l'impianto di illuminazione pubblica ha preso anche fuoco il cartello. Ecco, poco più in là abbiamo anche una bombola lasciata in mezzo a tanti rifiuti. Ecco, una situazione che testimonia le tracce di passaggio e di permanenza in questo posto di queste persone che insomma hanno fatto alzare l'allarme per i residenti che denunciano una serie di disagi con la presenza di queste persone. Sentite voi cosa ci hanno detto. E più è per la sporcizia, le feci, la pipì, non ci sono servizi, si lavano sulla fontanella pubblica dietro la chiesa, cioè spettacolo. Sì, poi sono in tanti, ne vedo tanti, poi c'è sempre gente nuova che arriva qua e cominciamo pure a preoccuparsi, anche perché sai, senti in giro dire delle cose, a rubare, fare,
Mo stamattina ho trovato delle carte, cose per terra, sicuramente avranno rubato qualche portafoglio e hanno buttato tutto qua per terra. Succede che chi si metta da stangali, chi manda via dai qua, basta. Siamo già esauriti tutti quanti ormai, perché sporco di qua, mutande, si dava sui tombini là, sui matti, e là sono là mutande, qua sporcissima tutto quanto, si chiude tutto quanto e li si manda fuori. Parlano di settimane e anni che è così. Purtroppo è una situazione che dobbiamo limitare e dobbiamo anche ordinare un pochino, perché noi che siamo un po' più civili dobbiamo anche rispettare le regole, come le rispettiamo noi dovrebbero rispettarle un po' tutti. Che non pagano niente e che rubano e che si comportano in maniera indescrivibile. Insomma, ecco una cosa. Vicenza sta diventando veramente una cosa indecente, da andare via, dico solo questo. So che è stata fatta una petizione qua dai ragazzi del villaggio. Speriamo bene, dai, di fare qualcosa di buono. I carabinieri di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino cinese 41enne già noto alle forze dell'ordine. Ieri mattina i militari avevano ricevuto la segnalazione di movimenti sospetti in una palazzina di Piazza De Gasperi. Giunti sul posto hanno bussato all'appartamento. Il cinese ha tentato di gettare dalla finestra delle bustine sospette, bustine che una volta recuperate hanno rivelato il contenuto: 10 grammi di Chabot e 15 di chetamina, potenti droghe sintetiche. Nell'abitazione sono state ritrovate anche 207 pastiglie di ecstasy. Purtroppo ancora incidenti stradali, ce n'è stato uno sulle strade della Marca a Zerman di Mogliano Veneto. A perdere la vita il motociclista Michelangelo Gianola di 61 anni. Fatale è stato l'impatto frontale con un'auto. Michelangelo Gianola, 61 anni. È lui la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Michelangelo era un grafico e si stava godendo la pensione arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro. Del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le due ruote. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo lascia una moglie e 2 figlie. Sul luogo dell'incidente i soccorritori accorsi tempestivamente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco per i rilievi del caso. Attoniti coloro che hanno assistito alla scena. Le testimonianze raccolte da Christian Arboit. Venendo da Casale, andando verso Mogliano, c'è il sole lì, c'è il sole e lui sicuramente secondo me, ha preso un abbaglio perché per prendere la macchina era ferma, la macchina girava di qua. Era sotto shock logicamente e i polsi mi diceva che aveva un po' male i polsi per il volante. Quindi era cosciente sostanzialmente? Era cosciente, sì. E qual è la ricostruzione che avete fatto voi, insomma? Beh, guardando la dinamica della macchina vedo che l'impatto è stato sulla parte del guidatore della moto, quindi non ha neanche fatto tempo a girare. Lui doveva girare dentro di qua, credo. Quindi la macchina era praticamente ferma, come si dice? Era ferma, sì. Incredibile, è una strage che non ha fine, quella dei centauri, degli automobilisti. C'è stato un incidente sul lavoro a Montegalda, un agricoltore è rimasto ferito mentre eseguiva lo sfalcio dell'erba e ancora una volta si tratta di un trattore che si è rovesciato e che ha ovviamente colpito il conducente. Purtroppo ci sono anche tante vittime in queste circostanze. Vediamo.
Montegalda, ferito ma non in pericolo di vita. È stato fortunato l'agricoltore alla guida di un trattore che durante una manovra si è rovesciato. L'incidente è avvenuto ieri sera dopo le 19 in via Castello, mentre si stavano eseguendo lavori di sfalciatura. L'autista, resosi conto del rovesciamento del mezzo, è riuscito ad evitare di venire schiacciato. Sul posto il personale sanitario del SUEM che ha prestato le prime cure al ferito e i vigili del fuoco di Vicenza che hanno messo in sicurezza il mezzo. Sulla dinamica dell'incidente in corso accertamenti dai carabinieri e dei tecnici dello Spisal. Si svolgeranno sabato a Cittadella i funerali di Davide Baggio, l'uomo morto a causa di un incidente mentre si trovava in vacanza in Egitto con la moglie. Si trova da ieri nella chiesa del cimitero di Cittadella il feretro di Davide Baggio, 56 anni. L'uomo morto sabato 29 giugno mentre con la moglie si stava recando a far visita alla città di Luxor in Egitto durante una vacanza. L'uscita di strada del veicolo sul quale la coppia viaggiava era stata fatale all'uomo. La compagna, rimasta gravemente ferita, è rientrata da qualche giorno in Italia ed è ricoverata in un ospedale padovano. La camera ardente di Davide Baggio, originario di Cusinati di Rosà, appassionato di maratone, responsabile delle risorse umane in un'azienda di Carmignano di Brenta, sarà aperta da stasera e fino a venerdì dalle 19:30 alle 21 nella chiesetta del cimitero di Cittadella. I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10:30 nel Duomo della città murata. Abbiamo parlato in queste ultime sere delle tragedie, delle follie dei giovani, no? Tanti giovani in genere sui 20 anni protagonisti di storie raccapriccianti, e ce n'è stata una a Caldogno, una violenta lite tra un padre e il figlio. Il ragazzo 19enne a un certo punto ha impugnato un coltello e ha sferrato una serie di fendenti al genitore, poi è stato arrestato per tentato omicidio. Brave persone, bravo ragazzo, uno non sa i momenti, possiamo averli tutti purtroppo, non è che c'è, però brava gente. Certo. Non so, sembra un ragazzo normalissimo, tranquillo, non so. Che segnale è secondo lei? Come va interpretato? Ma guardi, non c'è interpretazione perché sono 5 attimi che può succedere di tutto. È un segnale che questi figli ormai prendono un po' la posizione, si vogliono fare da padroni loro, non siamo più noi genitori da padroni che riusciamo a gestire questi ragazzi. E come riusciamo a contenere secondo lei questa cosa? Con l'educazione ancora da piccoli, però effettivamente la situazione è un po' andata fuori controllo. Che cosa le sembra? Insomma, una notizia così spaventa? A me sì, mi spaventa tanto che robe lì. Cose soprattutto l'ha colpita, perché è una lite che insomma, è sfuggita al controllo. E mai per quante cose storte che ti vadano nelle vite non dovrebbe mai succedere. Che segnale è secondo lei una società che cambia? Insomma, una volta era così. Ma sicuro sì, abbiamo tanto più rispetto, non potevo neanche fare. Ed è preoccupante, a volte mi chiedo anche, voglio dire, tutta la TV, quello che fanno vedere, se non portano a un crescente sempre maggiore di violenza, cioè che quasi diventa una cosa normale, quella di alzare le mani o... L'impressione non me ne fanno completamente, perché vedo, sono umani come noi pure. E la legge di Dio è tutto uguale per tutti. Io questo conto ne faccio. Certo, da noi ci sono pure quelli cattivi, ci sono pure abbastanza pure. Certo che sapere che poi è successo così vicino a casa è inquietante. Il periodo è questo e si spera, insomma. Ecco, cosa fare? Perché a questo punto è un segnale dei tempi, qualcuno dice c'è l'emulazione, lei come la vede? Guardi, io sinceramente non so cosa dirle, perché non so se dipenda, si dice sempre dalla famiglia, ma non può essere neanche una giustificazione, perché non è che i genitori hanno sempre colpe. O questi ragazzi che vivono in un mondo loro virtuale, magari vedono tante cose per televisione e quindi hanno il cervello praticamente invaso da queste cose. Difficile dire cosa scatta, cosa succede a questi ragazzi, insomma. Disagio giovanile, molti ragazzi anche nella Marca, vedevo i dati oggi sulla tribuna di Treviso, sono 16.000 ragazzi che sono, diciamo, sotto osservazione proprio per questi problemi. Queste erano le voci raccolte da Daniele Garbini, adesso ricostruiamo il fatto nel servizio.
È ora rinchiuso nel carcere San Pio X di Vicenza il ragazzo di Caldogno che domenica, al culmine di una lite con il padre, ha afferrato un coltello da cucina e ha inflitto una serie di fendenti al capo e al collo del genitore. Lucas Meggiorin, 19 anni, resta in attesa della decisione del giudice che dovrà ora confermare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio del padre, il 59enne Guido, che solo fortunatamente non ha subito ferite letali. I carabinieri erano intervenuti subito a seguito della segnalazione dei vicini nell'abitazione di Via Barco in centro al paese, dove pare le liti non fossero rare. Non sono note le ragioni della discussione tra padre e figlio. Il ragazzo, che sarebbe ora in stato di shock rinchiuso nella casa circondariale, risulta attualmente disoccupato. Un evento che ha scioccato anche la comunità di Caldogno, dove la famiglia è conosciuta e ben inserita. Guido è stato presidente della squadra di basket del paese. Una famiglia tranquilla, una famiglia serena. Ecco, quello che è successo appunto lascia sgomenti, speriamo appunto che non ci siano delle conseguenze. Io non ho notizie certe, ma sembra appunto che le lesioni siano delle lesioni abbastanza, diciamo, tra virgolette superficiali. Quelle che non saranno superficiali è appunto il disagio che è stato dimostrato in questo frangente da un ragazzo di 19 anni e che quindi come amministrazione, ma era una famiglia non seguita dai servizi sociali, ma come amministrazione siamo vicini alla famiglia tutta, compresa il ragazzo, e siamo a disposizione appunto per cercare appunto di aiutare quelle che possono essere delle situazioni di fragilità. Ha parlato di questa fase di violenza giovanile. Ieri sera a Focus tra gli ospiti c'era Alberto De Franceschi, tributarista. Sentiamo cosa ha detto. I genitori vengono chiamati da qualche, posso dire, ufficiale di polizia che li ha trovati di qua o di là a fare qualche atto vandalico, e questi qua dicono poverino mio figlio così, mio figlio colà. Non mi sorprende che succedano queste cose qua, perché purtroppo da una parte si è delegato, ci si è disinteressato, perché la gente qua ama più i cani che i figli, secondo me, e dall'altra parte poi succedono queste cose qui perché non gli è stato erogato praticamente poco o niente, e sono pochi, diciamo, sempre meno le persone che quando hanno una famiglia hanno il tempo di poter seguire adeguatamente i figli. Non è più una scelta di dire facciamo un figlio, lo seguiamo e abbiamo degli spazi per poterlo seguire. È una scelta che i genitori sono presi nella massa del lavoro e di quello che sono gli impegni per il lavoro, e i figli lasciati lì. Quindi queste cose qui sono bruttissime. Non dovremmo mai parlarne per nessuna trasmissione, neanche per i telegiornali, però sono lo specchio dei tempi di come i nostri figli abbiano trovato la loro identità in queste scatolette qui, hai capito? Dove non c'è una cultura, non c'è una coscienza, c'è una roba digitale, c'è una cosa effimera. Cosa effimera, ha detto Alberto De Franceschi. E vediamo un altro caso di un ragazzo che è stato affidato ai sanitari dell'ospedale di Montebelluna. Si era barricato in casa con un coltello e minacciava di far esplodere il caseggiato dopo un litigio con il padre, tanto per restare in tema. Vediamo il servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. È stato trasportato all'ospedale di Montebelluna il 25enne di San Zenone degli Ezzelini, che si è barricato in casa minacciando di farla esplodere a ridosso del centro del comune. La mediazione dei carabinieri presenti in forze con polizia locale e vigili del fuoco ha fatto in modo che l'epilogo fosse positivo. Il giovane è stato convinto a uscire e salire in ambulanza, l'emergenza è stata risolta. Inizia adesso il percorso di cura e presa in carico, con la consapevolezza che si tratta di fenomeni che non sono isolati e sono molto difficili da gestire e intercettare, spiega lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Mancano due aspetti nel presidio delle problematiche psichiche nella società contemporanea. Uno, mancano i luoghi in cui intercettiamo per tempo questi disagi. Noi di solito li verifichiamo in ambito ospedaliero o nei percorsi psicoterapici, ma è già troppo tardi. L'altro elemento importante è che nel momento in cui sono in carico e abbiamo situazioni estreme, come può essere questo caso qui, oppure forme psicotiche con alterazione della realtà,
spesso l'ospedalizzazione è frutto non di vincoli ma di scelte personali, come la farmacologia. Da Mirko Casteller un appello accorato alle famiglie. L'altro consiglio che io do però alle famiglie e ai genitori, che mi sembra molto più efficace di una sorta di valutazione a valle dei risultati sanitari, è quello di non vergognarsi, perché questo è il fenomeno diffuso nella società contemporanea, in modo particolare quella patriarcale veneta, non vergognarsi delle problematiche dei propri figli se sono anche di carattere psichico e non solo fisiologico. Il giudizio sui loro figli, anche se pesante, può essere una salvezza non solo per i ragazzi ma anche per chi vive in relazione con questi ragazzi. Sta lottando per la sua vita nella terapia intensiva della pediatria dell'ospedale di Padova un bambino di 7 anni che ha rischiato di annegare mentre stava giocando nella piscina privata di amici di famiglia vescovana. Vi abbiamo fatto vedere poco fa il titolo dei quotidiani online. Il bambino è originario di Solesino. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, uno degli adulti presenti che ha recuperato il piccolo, immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha provveduto al trasporto del bambino in elicottero all'ospedale di Padova, dove si trova tuttora. Della vicenda sono stati informati i carabinieri, vicino alla famiglia anche il sindaco di Solesino Elvi Bentani, che si affida alla preghiera con tutta la comunità cristiana. Marco Bianchin, 17 anni, era stato travolto ed ucciso da una macchina a San Biagio di Callalta nel Trevigiano. Era il 15 giugno dell'anno scorso, rito abbreviato per l'automobilista responsabile della tragedia. Marco Bianchin, studente 17enne, era in sella alla sua bici quando venne travolto ed ucciso da un'auto guidata da un 55enne. Il gravissimo incidente avvenne il 15 giugno 2023. L'uomo accusato di omicidio stradale. Il processo si svolgerà con rito abbreviato ma condizionato all'audizione del comandante della polizia locale di Carbonera e San Biagio. Questo per far luce sul limite di velocità che sulla stessa strada, via Valdemoneghe, è di 50 km all'ora nel comune di Carbonera e di 90 invece nel comune di San Biagio. La velocità dell'automobilista al momento dell'incidente era sopra i 50 km/h. Secondo l'avvocato Marco Furlan, l'investimento avvenne 80 metri dentro il territorio di San Biagio, dove appunto le auto devono andare a meno di 90 km/h. In caso di condanna, comunque, il 55enne potrà beneficiare della riduzione della pena pari ad 1/3. È stato ritrovato il coltello con cui un uomo di 33 anni albanese, Tari Ardair, ha minacciato la moglie e il suo bambino. Si trova attualmente in carcere a Padova e il giudice ha convalidato l'arresto. È stato ritrovato questa mattina dai carabinieri di Borgo Valsugana, nella zona di Valbrenta, il coltello utilizzato da Tari Ardair per sequestrare lo scorso 5 luglio per ore una 26enne connazionale con cui aveva avuto una relazione il figlioletto della donna. Ieri a Trento il 33enne albanese è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida. Il barbiere di Silea è rimasto in silenzio, non ha fornito spiegazioni. Il giudice ha convalidato la custodia cautelare in carcere e ha chiesto il trasferimento del fascicolo di indagine alla procura di Padova competente per territorio. Ardair ha sequestrato la donna a Borgorico e poi ha iniziato la fuga fino a Grigno, in provincia di Trento, dove è stato fermato dai carabinieri che gli avevano seguiti dopo l'allerta lanciato dal marito della 26enne. Tari Ardair, difeso dall'avvocato del Foro di Treviso Sara Scattolina, era già stato condannato per atti persecutori nei confronti della 26enne ed era uscito di prigione lo scorso 1° maggio. Al suo legale, che ha incontrato in carcere a Trento prima dell'udienza di convalida del fermo, avrebbe detto di non aver mai avuto intenzione di uccidere la donna. Il 33enne però era ossessionato dalla 26enne e non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Aveva anche piazzato dei GPS sotto la sua auto. Nella sua macchina, inoltre, aveva fascette da elettricista usate per immobilizzarla, una mazza da baseball, il coltello con cui ha minacciato la 26enne, lanciato in un'area boschiva lungo Valsugana, era l'unico a mancare ancora all'appello, ma dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri le indagini proseguono. Servizio di Valentina Visentin, il ministro Nordio intervenga al più presto. È l'ennesimo appello di Monica Poli, Lady Pickpocket, che ovviamente lotta da sempre contro i borseggiatori. Sono diventati sempre più violenti e aggressivi al punto di arrivare a temere Monica Poli per la sua sicurezza.
Noi abbiamo fatto un attimo di silenzio, ci siamo fermati per vedere se dall'alto succede qualcosa, ecco, perché a questo punto bisogna essere chiari. Il ministro Nordio su questa cosa qui, su quello che sta succedendo in Italia, deve dare delle risposte e sinceramente fino adesso su questa problematica non è mai intervenuto. Deve dare delle risposte, dica da che parte sta, la sicurezza è una priorità. Per l'ennesima volta Lady Pickpocket si appella al ministro Nordio e lo fa in un momento in cui evidenzia il fenomeno dei borseggi a Venezia sta subendo un'escalation. Ora, dice Monica Poli, sono diventati anche aggressivi, lei teme per la sua incolumità. Tutti quanti in questo momento cominciamo a temere per la nostra incolumità, anche perché questi si stanno facendo sempre più aggressivi. Mi trovavo in una zona di Venezia e ho visto questa banda arrivare, aveva già aperto lo zainetto e ho fatto come sempre un'azione di disturbo. E questi se ne sono andati, poi dopo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti sono tornati in cerca, informando dalle persone che erano ancora lì praticamente dove ero, ecco, diciamo un raid punitivo. In pericolo oltre a cittadini e turisti anche il personale ACTV. Abbiamo delle segnalazioni da parte del personale ACTV che lavora e che hanno subito delle minacce molto pesanti. Questa è una situazione veramente intollerabile perché ogni giorno vedere le stesse persone che presidiano questi pontili, vaporetti, a bordo è sempre pieno di borseggiatori, è una cosa che è inammissibile. Noi su questa tematica non molleremo, anzi continueremo a segnalare, a presidiare e segnalare sempre in contatto con le forze dell'ordine, ma finché non si ritorni alla procedibilità d'ufficio, e questo il ministro Nordio lo deve capire. Sono casi di caporalato anche in Veneto e il comune di Ponte di Piave ha deciso di intervenire per arginare questo fenomeno. In questo caso sta parlando di un caso isolato, ma l'amministrazione comunale ha già messo in atto, già dal 2017, un progetto legato alla polizia locale che permette da aprile fino ad ottobre di avere gli agenti sul territorio settimanalmente, 1 o 2 volte a settimana, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, in un orario compreso dalle 19 alle 23. È con una mozione deliberata dalla giunta della sindaca di Ponte di Piave Paola Roma che l'amministrazione intende agire per contrastare il caporalato dopo il caso delle 57 persone di origine indiana arrivate in Italia con il decreto flussi, chiamate da aziende fittizie tra Caserta e Napoli con legami in India, dove è stato promesso loro un lavoro regolare in Italia. Una volta arrivati sono però entrati nel giro del lavoro illegale e finiti a vivere in condizioni di degrado nella casa di Negrisia di Ponte di Piave. Prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando venivano riportati nel fatiscente rifugio. Questo permette anche nei ricongiungimenti familiari di fare un controllo, quindi tra le persone che chiedono nelle autocertificazioni chiaramente questo, ma permettono anche ai cittadini che ci fanno delle segnalazioni quotidianamente di poterle verificare in orari diversi. Un recente disegno di legge che è stato appunto approvato dal governo vede poi una possibilità di assunzione di ispettori sia di INAIL che di INPS, cosa fondamentale, ma anche la condivisione delle banche dati. Collaborazione tra amministrazioni, istituzioni, forze sociali ed economiche per arginare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori nelle aziende agricole. Territorio, quello veneto e nello specifico dello Pitergino Mottense, che si presta a questo tipo di sfruttamento dato il bisogno di manodopera. Sinergia tra enti che permette inoltre di attuare delle progettualità regionali come navigare il sistema antitratta del Veneto. L'impegno dell'amministrazione dunque a vigilare, ma anche un appello ai cittadini. Abbiamo fatto appello perché situazioni particolari possono essere segnalate all'amministrazione, perché l'amministrazione fa parte di una rete anche con chi si è mosso assieme, con le varie forze dell'ordine, con la prefettura, ma in questo caso anche dai sindacati. Violenza giovanile, ma anche ancora tanti gravissimi episodi di bullismo, e a Treviso si tenta di arginare la violenza di questi ragazzi inducendoli a fare sport ed è stata realizzata proprio una palestra antibullismo. Vediamo.
siamo intorno ai 50, partiamo dai 4 anni, arriviamo, se possiamo definirlo ragazzo, a un signore di 70 anni che continua a mettersi in gioco nella materassina con noi. E a vedere queste capriole, ma soprattutto questi corpo a corpo, farebbe pensare ad uno sport violento e non per tutti. Mai valutazione risulta più errata quando si tocca con mano questa realtà all'ombra del campanile della chiesa trevigiana di Santa Bona. La nostra fortuna è il passaparola, perché a noi piace pensarci come ancora una società a gestione familiare. E in questo passaparola ci sono anche tanti giovani che chiedono aiuto. Mai avuto ragazzi o ragazze vittime di bullismo, gente che... Sì. Io sono uno di quegli esempi, senti la mia aria moscia, quindi ero molto preso in giro e qui ho trovato una famiglia che mi ha accolto. Giovani che chiedono aiuto e giovani che invece, come piante storte, hanno bisogno di essere raddrizzati. Ti è mai arrivato qualcuno, un bullo, uno che dice Sì. Ti è arrivato anche il bullo? Sì, e Davide è uno di quelli che li gestisce. Di solito quando fanno un allenamento con lui entrano arrabbiati ed escono molto meno bulli. Del resto Davide De Marchi sa che la violenza sconsiderata va bloccata, per questo la prima regola che si è imposto è quella del dialogo. Farli ragionare, ecco, che è la cosa migliore di tutte. E se non dovesse essere, per evitare il più possibile di tirare pugni, cazzotti e cose del genere, cercherei di mobilizzarli, ecco, per evitare di farli male. Durante questo sport bisogna seguire certi criteri, certe regole per non far male all'avversario. Regole di ingaggio e regole di vita che per certi versi è sempre una lotta. La lotta non è violenza? No, assolutamente no. C'è un sacco di allenamento dietro e tra l'altro ci aiutiamo a vicenda proprio per non farci male. Così un giovane impara non solo a non prevaricare gli altri, ma a capire i propri limiti per poi migliorarsi. Serve molta testa sicuramente, perché se non hai la testa non riesci ad alzare neanche 5 kg. Lo consiglieresti a chi la testa magari in Piazza Borsa non ce l'ha e gira in maniera diciamo sconsiderata? Bah, magari potrebbe aiutarlo sicuramente. Lotta dunque, come del resto ogni altro sport, è esempio di vita, che fa lanciare a questi atleti un chiaro appello ai bulli, ma anche alle loro famiglie. Persone che sono molto frustrate e secondo me la lotta è una buona soluzione per poter trovare uno sfogo e per trovare una disciplina che possa incanalare insomma queste frustrazioni. Servizio in punta di penna di Lucio Zanato. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo ospite in studio un grande atleta, Paolo Venturini, l'ultramaratoneta, ha corso in giro per molti paesi del mondo in situazioni estreme. L'avremo qui tra poco. Pubblicità. In diretta con Focus TG, è un grande piacere avere qui in studio con noi a Focus TG Paolo Venturini. Buongiorno, un atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che ha fatto delle imprese incredibili che vi racconteremo proprio in questa ultima mezz'ora del nostro notiziario. Una vita di corsa in giro per il mondo, perché Venturini, lei è stato, ha girato il pianeta proprio sempre di corsa, però in situazioni estreme, temperature polari, caldo africano, insomma. Intanto le chiedo, come lei è sempre stato fin da giovane appassionato di tanti sport, però quando è che ha deciso proprio di cimentarsi con queste imprese? Ma intanto un buongiorno a tutti. Sicuramente mia madre mi ha insegnato subito a nuotare perché avevo la passione della pesca e quindi per un discorso di sicurezza mi ha avviato al nuoto. Poi però ho iniziato a correre, non avevo grandissimi risultati e quindi è stata un po' dura all'inizio e credo che sia giusto anche così poi tra l'altro. Però la passione della corsa mi è arrivata subito, ho preso molto seriamente questo sport e la mia prima competizione l'ho svolta all'età di 7 anni per poi arrivare oggi a 56 anni e ancora avere voglia di correre e mettermi in gioco. Ecco, senta Venturini, qui siamo, vediamo le immagini di queste imprese perché bisogna vedere anche quali sono le località in cui lei... Sì, allora questa immagine viene dall'Iran, stiamo parlando del luogo più caldo del pianeta Terra, il deserto dell'Ut, siamo nel sud-est dell'Iran, ai confini con il Pakistan e qui un satellite della NASA ha registrato la temperatura più alta di sempre, in questi giorni stiamo assaggiando delle temperature abbastanza
abbastanza elevate, ma qui siamo fuori scala. Parliamo di temperature che vanno al di sopra dei 70 gradi centigradi. La sfida è stata quella appunto di provare a correre con le temperature più alte di sempre nel periodo più caldo dell'anno, e sono riuscito a coprire 75 km con una temperatura massima di 67 gradi. Quindi grossi problemi di idratazione, uno studio medico-scientifico appunto sul turnover dei liquidi, quello che passa attraverso un corpo umano, e abbiamo dei numeri molto interessanti perché in poco meno di 10 ore attraverso il mio corpo sono passati circa 20 litri di fluidi, tra quelli persi, quelli assunti attraverso ovviamente la bocca e quindi bevendo, e quelli poi invece iniettati via endovena, perché questo luogo, e qui va ricordato, è talmente caldo che i biologi lo definiscono sterile, perché il terreno arriva a temperature intorno ai 90 gradi, l'aria, ripetiamo, è intorno ai 67, e quindi è un ambiente veramente inospitale non solo per l'essere umano ma anche per le altre forme di vita vegetali o animali. Senta Venturini, lei immagino sia seguito da equip di medici, no? Che la seguono e raccolgono dei dati che poi sono, diciamo, utili per quale motivo? Insomma? Certamente, allora io dico sempre, anche perché è un messaggio che vogliamo dare come Polizia di Stato, ma anche mio personale ai più giovani: non si improvvisa niente, non è che alla mattina mi sveglio e dico oggi vado a sfidare il deserto più caldo del mondo, diventa molto rischioso e assolutamente da non fare. C'è una preparazione che dura anche anni per prepararsi a quell'evento, seguito da un team di esperti di medicina dello sport dell'Università di Padova, e poi di volta in volta, a seconda della tipologia di sfida che andiamo ad affrontare, integriamo con degli specialisti. A volte sono psicologi, neurologi, per capire anche come lavora la mente, altre volte, come nell'ultima sfida contro la rarefazione dell'aria, sono esperti di medicina iperbarica e quindi di tutto quello che riguarda la respirazione, quindi pneumologi. In questo caso dell'Iran è stata fatta una ricerca appunto sull'idratazione, che poi diventa utile perché se pensiamo a persone che non hanno la capacità di idratarsi da soli e quindi ci vuole un'equipe medica che somministri dei fluidi, quanti fluidi possiamo somministrare a un corpo umano magari in un momento di crisi? In questo caso correndo diventa tutto più difficile. Ecco che questo può aiutare gli specialisti, i medici, gli scienziati a dosare meglio e a capire fino a che punto un corpo umano può essere idratato. Venturini, passiamo dal caldo al freddo, no? Perché lei ha corso anche in Siberia, tra l'altro ricordo i giornali ne avevano parlato. Vediamo delle immagini, ci racconti anche questa impresa. Allora, questa è stata un po' la sfida che mi ha portato alla ribalta internazionale, perché si pensava che fosse impossibile per un corpo umano correre, e sottolineo correre perché camminare è diverso. Questo è il luogo abitato più freddo del pianeta, il triangolo del freddo. Si trova in Siberia nord-orientale, Repubblica di Sakha-Yakutia, una repubblica confederata russa. E qui nel 1924 si sono toccati i meno 71,2, la temperatura più bassa di sempre. Oggi con il surriscaldamento globale queste temperature non si raggiungono più, ma comunque è un luogo molto freddo. E un esempio che faccio: le gare di sci di fondo vengono sospese quando le temperature scendono sotto i meno 20. Perché? Perché per l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio diventa molto pericoloso fare attività sportiva con queste temperature, ed è per questo che correre 39 km a una temperatura di meno 52,6, quello che è stato fatto il 19 gennaio 2019, ha suscitato molta curiosità in tutto il mondo, in particolare in Russia, dove convivono e sanno le problematiche del freddo. Secondo i nostri, le nostre previsioni, si può arrivare a correre senza avere dei danni permanenti fino a meno 60, grosso modo. Qualcuno può dire: ma cosa ce ne interessa, visto che tanto da noi queste temperature non ci sono? E invece bisogna pensare che c'è tutta una fetta di mondo che intanto abita in luoghi dove queste temperature ci sono, e ci sono molte persone anche qui da noi che lavorano dentro delle celle frigo, che lavorano con azoto liquido, che quindi devono conoscere meglio quello che il freddo può causare al corpo umano. E quindi anche qui sfida sportiva, 39 km in
circa 3 ore per arrivare a temperature di meno 52,6, che ha così svelato qualche segreto in più di come si comporta un corpo umano in queste condizioni. Senta, lei vive nella zona dei Colli Euganei e spesso, anzi credo spessissimo corra lì, ma ecco, quando sta per affrontare un'impresa di queste difficoltà, qual è l'allenamento che lei deve seguire? Insomma, come si prepara? Allora, la base è quella dell'avere una grande capacità aerobica. Cosa voglio dire? Che l'ultimo dei miei problemi deve essere quello: non ce la faccio a coprire quella distanza. Quindi ci sono chilometri e chilometri corsi in tutte le condizioni climatiche e ambientali possibili qui da noi, dopodiché cerco di replicare quello che si può replicare per avvicinarsi e testare anche i materiali, perché ovviamente il vestiario che usiamo qui da noi a meno 50 cambia completamente la sua struttura, la sua elasticità, ci sono capi di abbigliamento che addirittura si rompono, si crepano, tutto quello che è mescolato con il PVC diventa un problema. E quindi ecco che provare a capire il comportamento dei materiali, e ovviamente anche il mio, all'interno di celle frigo per esempio, mi ha aiutato molto, solo che per quanto la tecnologia sia avanzata, le celle frigo più grandi che esistono qui da noi, è stato un amico di Pastrengo in provincia di Verona che mi ha permesso di correre di notte dentro queste celle frigo che servono per stoccare il pesce, ma che arrivano a meno 25 gradi sotto zero, quindi è lontana questa temperatura dai meno 50, e abbiamo fatto un salto di qualità all'interno di un abbattitore per il tonno che arriva a meno 50. Il problema qual è? Che è molto piccolo e quindi non si può correre all'interno, bisogna saltellare per qualche ora. E cosa vuol dire? Vuol dire che non sudi più di tanto, mentre correndo si suda, e questo è un ulteriore problema per tutto quello che è la gestione della sicurezza. E l'altra problematica è che all'interno delle celle frigo, se noi apriamo un nostro frigorifero, non troviamo più come una volta grandi quantità di ghiaccio perché non c'è umidità, mentre in Yakutia l'umidità si aggira intorno al 40%. Questo voleva dire che correndo si respirano dei microcristalli di ghiaccio che sono sospesi nell'aria e che congelano gli alveoli polmonari, ovvero la parte più piccola del polmone, dall'interno, e questa è una delle grandi sfide che abbiamo così superato con difficoltà. Però adesso vedremo anche l'impresa in India, però volevo chiederle, si è mai trovato in grosse difficoltà? Ha mai temuto in qualche modo di doversi fermare, di soccombere, no? Perché quando ci si trova in quelle condizioni può capitare di tutto. Sì, allora fa parte, diciamo così, di quello che va calcolato, ovvero ogni sfida è un po' un salto nel vuoto, perché se nessuno ha mai fatto questo ci sarà un motivo, e quindi per quanto si possa replicare, per quanto si possa cercare di pensare a quello che ti succederà in quel momento, solo in quel momento lo capisci. E se tutto va bene, se si è anche fortunati, si riesce a tornare con risultati positivi o negativi, ma comunque con pochi danni. Se invece le cose vanno storte, le cose si vanno serie, e questo è successo nella sfida dell'Ecuador, dove il tentativo di corsa dal livello del mare fino alla cima del vulcano Chimborazo, il vulcano più alto al mondo, 6.330 metri di quota, senza acclimatazione, senza ossigeno e senza l'uso di medicinali contro il mal di montagna, mi ha visto dopo 240 km a quota 5.580 tornare indietro, perché se avessi continuato probabilmente sarei arrivato alla cima, ma non sarei più tornato a casa. E quindi è stata una scelta dura, perché ovviamente la parte agonistica, la parte sportiva, la parte diciamo quella che ti spinge a fare queste cose, qualche volta può anche sottovalutare qualche rischio. La parte razionale ha prevalso e ha fatto sì che oggi sia qui a raccontarvi queste storie. D'ora in poi, quando si romperà l'ascensore, dovrò dire, insomma, mi tocca fare le scale, insomma, le faccio con un altro spirito, insomma, dopo aver parlato con Paolo Venturini. Davvero complimenti anche proprio per
così anche le capacità divulgative, perché poi lei ha un blog, ha un seguito enorme, no? Chi le scrive, chi è che vuole dialogare con lei in genere? Allora, veramente è un pubblico trasversale, ci sono dei più giovani che sono così ansiosi, vogliosi di avventura, a amatori della corsa e della camminata, a persone che secondo me vedono in me un po' chi realizza qualche sogno, perché credo che tutti noi abbiamo un po' pensato nella vita: mollo tutto e provo ad andare nel deserto piuttosto che a vedere il Polo Nord. Ecco, io sono riuscito a farlo grazie ovviamente ai colori che porto della Polizia di Stato, e questo fa sì che io sia a disposizione di tutti. Difatti una delle cose che mi sarebbe piaciuto avere da piccolino, magari qualche consiglio di grandi atleti che però erano quasi irraggiungibili, invece io con calma però rispondo a tutti, e lo facciamo anche andando nelle scuole, e questo crediamo essere molto importante. Parlo al plurale perché lo facciamo come Polizia di Stato. Il Ministero degli Interni investe tantissimo nello sport giovanile, proprio perché lo sport ti insegna quelle regole che a volte non sono scritte ma che impari sul campo, e che fanno sì che tu sia più rispettoso nei tuoi confronti, quindi del tuo corpo, ma anche nei confronti dell'avversario. C'è molta più tolleranza, c'è molta più integrazione, c'è molto più rispetto, e tutto questo abbiamo visto statisticamente, quindi provato, che chi ha un'educazione sportiva da giovane molto probabilmente quando sarà grande sarà un cittadino migliore. E quindi non siamo alla ricerca di grandi campioni, se ci sono ben vengano e sappiamo come gestirli, ma siamo alla ricerca di infondere un'educazione diciamo più rispettosa delle regole attraverso lo sport, che è un sistema fenomenale. Qualsiasi sport sia ha delle regole che vengono fatte rispettare da un arbitro, da un giudice, ma anche da te stesso, perché tu sai benissimo che se non vai a dormire presto la sera prima di una competizione o di una partita, il giorno dopo probabilmente sarai assonnato e non renderai come dovresti rendere, e quindi non te l'ha detto nessuno, ma da solo te ne vai a letto prima. Davvero un messaggio importantissimo per le famiglie, ne abbiamo parlato in questi giorni per causa quanto è accaduto, dove su fatti di cronaca nera ci sono tanti protagonisti, tanti ragazzi, e quindi si parla del disagio giovanile. E lo sport è una terapia unica, no? per quanto riguarda proprio la possibilità, l'opportunità di trovare qualcosa in cui credere, che come lei diceva insegna molto dal punto di vista della lealtà, del rispetto dell'avversario, della conoscenza anche dei propri limiti. Assolutamente, ma facciamo un piccolo test tra i nostri conoscenti e i nostri amici. Andiamo a vedere chi conosciamo che pratica sport in maniera diciamo non saltuaria, comunque con una certa continuità, e chi invece non lo fa, e mettiamoli a confronto nella disponibilità, nel sorriso, nel essere più tolleranti. Vedrete che molto probabilmente chi pratica sport è sicuramente più in sintonia con se stesso e anche con gli altri. È verissimo, sottoscrivo anche le virgole. Allora vediamo un'altra impresa che è quella dell'India. Facciamo vedere le immagini con i nostri registi Renato Cappoi e Simone Merlo, e così le commentiamo. Allora, qui è l'anniversario quasi, perché qualche giorno fa, di un anno fa, ero in Ladakh. Questo luogo, questa è la città di Leh, si trova a 3.400 metri sul livello del mare. Stiamo parlando della regione più estrema dell'India, incastonata tra ovest il Pakistan, est il Tibet, oggi occupato dalla Cina. E quindi una zona di confine, naturalisticamente parlando, stupenda, che però ha una grande attenzione diciamo strategica in questo momento storico. E ci ho messo un anno e mezzo di sopralluoghi, di riunioni per arrivare ad avere i permessi per entrare in questa zona con una troupe televisiva, e per tentare di fare un record del mondo che nessuno aveva mai fatto prima, ovvero provare a correre sopra al valico stradale più alto del mondo. Allora, questa è una zona veramente incredibile, perché se pensiamo che c'è una
città di 50.000 abitanti che è posta a 3.400 metri sul livello del mare. Immaginiamo sulla cima della Marmolada, la Marmolada è 3.300. Questi 50.000 persone convivono con la fatica di vivere a 3.500 metri di quota, perché per fare le scale bisogna fermarsi e respirare ogni tanto, per un raffreddore si va in ospedale. Perché? Perché l'aria si dice rarefatta. Allora, non cambia la percentuale di ossigeno, a 3.300 c'è il 22% di ossigeno come abbiamo qui a livello del mare. Cambia però che le molecole di gas si espandono allontanandoci dal livello del mare, e quindi la disponibilità di ossigeno diminuisce. A 5.500 metri si ha circa il 55% di ossigeno in meno che qui. Il Cardunlà, così si chiama questo passo, attenzione, si arriva in macchina, si può fare una gita domenicale prendendo una macchina, cambiando la pressione delle gomme perché altrimenti in quota potrebbero esplodere, e si arriva a 5.602 metri di quota. Ripeto questa quota perché è veramente, se pensiamo che il Monte Bianco è 4.009 circa, siamo a 5.602 metri, e sopra questo valico c'è una stele che dice: sei arrivato sul valico stradale più alto del mondo. La gente si fa un paio di selfie, dopodiché devi scappare via, perché dopo i 5 minuti incominci a sentire un forte mal di testa, incominci ad essere debole, non si sta bene. La vita dell'essere umano a 5.000 metri non è compatibile permanentemente, e quindi nessuno aveva mai provato a correre. Abbiamo ricavato un rettilineo di 100 metri, perché ovviamente è un valico, da una parte si scende, da una parte si sale, a seconda da che parte sei. Il piazzale, quello proprio in quota, è più o meno 100 metri, e quindi abbiamo iniziato con tutto il mio team di assistenza, dopo un periodo di acclimatazione svolto a Leh, con 1000 difficoltà ambientali, climatiche, perché poi è arrivato un monsone, ha scaricato pioggia, neve, i cambiamenti climatici in queste zone sono veramente estremi. Sono riuscito a correre 20 km e 700 metri, che rimane un record del mondo, ma che ha svelato che un corpo umano, anche con questa concentrazione di ossigeno, riesce a correre. Ripeto, correre, perché qualcuno potrà dire: sì, ma ci sono alpinisti che raggiungono gli 8.000. Raggiungono gli 8.000 camminando, ed è diverso. E gare di skyrunning che magari arrivano a queste quote, ci passano e se ne vanno. Invece rimanere per ore a correre, corricchiare, si corre piano, attenzione, perché a quella quota veramente diventa... racconto solo questo piccolo aneddoto: tra i vari strumenti che avevo addosso avevo un saturimetro, quello che siamo diventati tutti quanti esperti ad usare durante il periodo della pandemia. La saturazione di un corpo umano sano deve essere intorno ai 100%, 99%, quello che avremmo noi qui. Quando si scendeva in periodo pandemico sotto i 90 si andava in terapia intensiva. Io avevo un team di 2 medici italiani e 4 medici indiani, ogni 20 minuti un monitoraggio. Al secondo monitoraggio vedo che discutono tra di loro e mi vengono a chiedere come sto. Stavo benissimo, avevo appena iniziato, ho detto: mi sto scaldando. No, non ci crediamo, fai delle prove di coordinazione, fai delle prove visive, vedono che sto bene e chiedono: ma cosa è successo? Il saturimetro misurava 64. Uno dei 2 medici, che è un rianimatore, ha detto che neanche in sala di rianimazione avevano mai visto una saturazione del genere. Ovviamente la quota crea questo, però abbiamo capito che anche con una saturazione così bassa, ma con un battito cardiaco che è rimasto normale, non è andato in fibrillazione, un corpo umano può fare un'azione di aerobica, in questo caso di corsa. E questi sono i dati che mi chiedeva prima sul perché c'è anche una ricerca medico-scientifica. Ecco, poi dopo la pubblicità vedremo l'Ecuador. Volevo chiederle, però, lei ha iniziato da ragazzo col mezzo fondo, no? Io ricordo i 1000 metri, sono qualcosa di farli in 3 minuti e mezzo, cioè sui campi di atletica è già una cosa molto terribile per chi non è portato. Volevo chiedere, mi viene in mente Forrest Gump. Cioè, in condizioni normali, se oggi lei dice io parto e comincio a correre, dove si ferma? Nel senso, quanta strada può fare autonomamente in condizioni di normalità, ovviamente? Allora, la mia preparazione è sempre quella di un ultramaratoneta, quindi io corro quotidianamente, qualche volta anche mattina e pomeriggio quando posso, e a seconda della stagione, a seconda di quello che devo preparare, comunque non è mai al di sotto dei 15-20 km. Però se mi chiede oggi, con questa temperatura, che è una temperatura abbastanza estrema, fuori ci sono circa 33-34 gradi, con una percezione
posizione di 36-37 senza bere, cosa che sconsiglio a tutti ovviamente, e di andare a correre con queste temperature e di non bere, però arriviamo a coprire una cinquantina di chilometri. È difficile, ci vuole molta concentrazione, bisogna stare molto attenti perché questo può causare dei problemi renali, e ovviamente tutti questi acciacchi negli anni li sto vedendo, perché è inutile dirlo, lo sport è la cosa che fa più bene al mondo, fatta però in maniera, diciamo, convenzionale. Quando si fanno queste attività che sono un po' fuori dal normale, sai che arriverai a un punto dove qualcosina non funziona più tanto bene. Però dico la verità, sono fortunatissimo perché alla mia età riesco ancora a correre molto facilmente e stando bene, quindi la cosa mi piace molto. Davvero, complimenti anche appunto del classe 68, no? Sì, Giusto, no? sì. Per cui parliamo di una persona, non è un ragazzo Paolo Venturini, perché continua alla sua età a fare delle imprese incredibili. Torniamo subito dopo la pubblicità, state con noi. Nuovo con Paolo Venturini, ultramaratoneta, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha compiuto delle imprese sensazionali, ne abbiamo parlato, abbiamo visto, con temperature polari, un caldo spaventoso, chilometri e chilometri macinati in giro per il mondo. Vediamo l'Ecuador, cosa era successo lì. Allora, questa è una sfida che mi ha cambiato un po' anche i miei punti di vista, perché era quella di partire dal livello del mare, quindi dall'Oceano Pacifico, città di Guayaquil, per tentare di raggiungere senza acclimatazione, senza ossigeno e senza medicinali contro il mal di montagna la cima del vulcano più alto al mondo, il Chimborazo. Anche qui racconto un piccolo aneddoto. Il Chimborazo è alto 6.330 metri dal livello del mare, ma per i geografi puri è la montagna più alta al mondo. Tutti mi direte, ma non è vero, l'Everest è la montagna più alta al mondo. Allora sì, perché noi misuriamo le montagne dal livello del mare, ma se, come sta succedendo, i poli si stanno, diciamo così, sciogliendo e quindi il mare si sta innalzando, se il mare si alza di 1 metro, tutte le nostre montagne si abbassano di 1 metro. Quindi i geografi puri misurano le montagne, tra l'altro è l'unico pianeta che conosciamo che ha il mare. Sulla Luna, su Marte, su altri pianeti le montagne vengono misurate dal centro del pianeta, tirando una linea, il punto che è più lontano dal centro del pianeta è la montagna più alta. E in questo caso, essendo il globo terrestre schiacciato ai poli e il Chimborazo trovandosi proprio sulla linea dell'equatore, dista 2400 metri dal centro del pianeta in più dell'Everest. Quindi per i geografi puri la montagna più alta al mondo è il Chimborazo. Detto questo, la sfida era quella di raggiungere la cima correndo, e dopo 3 giorni e dopo 240 km di corsa, passando da un clima di più 38 gradi, un po' quello che abbiamo noi oggi, con molta umidità a livello del mare, all'ascensione meno 25 con neve e ghiaccio, visibilità zero. Avevamo scelto un plenilunio perché questi ghiacciai, questi vulcani si scalano di notte, proprio perché il ghiaccio è più consolidato, e invece quella sera lì il clima non è stato dalla mia parte e avevo finito completamente le energie, e assieme alle 2 guide che mi hanno accompagnato solo per la parte alpinistica, 2 colleghi della polizia ecuadoregna, abbiamo deciso di rientrare. È stata dura, un quarto d'ora con 2 crisi di ipotermie, veramente la domanda iniziale se avevo mai avuto grossi problemi, questo è stato uno dei momenti dove ho visto la morte passarmi a fianco. E se per arrivare dall'ultimo rifugio, il rifugio più alto al mondo, il Carrel, ai 5.580 ci avevo messo circa 4 ore, per scendere ne ho messe 7. Normalmente per scendere si fa prima, e invece non avevo più forza, avevo esaurito completamente le mie energie. Rivedendo poi, giustamente, facendo il famoso debriefing, cosa era successo, c'erano stati dei problemi di alimentazione che ho sottovalutato, e sono tornato a casa con la coda tra le gambe, perdendo. Però 2 giorni dopo, a Quito, all'interno dell'Ambasciata d'Italia, durante la conferenza stampa, è stato invitato questo che è considerato uno dei più grandi alpinisti al mondo, sicuramente il più grande alpinista del Sud America, Ivan Vallejo, che alla domanda cosa ne pensa di questo italiano che è venuto qui e che ha fatto questa impresa, di solito tra sportivi di sport diversi non è che ci sia proprio questo grande amore, cioè io che corro a piedi vado a fare l'alpinista, questo avrebbe potuto dire poteva starsene a casa, e invece si commuove e dice: non
non capisco come questo abbia fatto in 3 giorni ad arrivare a quella quota dove noi magari ci mettiamo delle settimane per acclimatarci e a volte non ce la facciamo. E lì, diciamo così, si è aperto un po' un mondo diverso che mi ha fatto capire che comunque è un record anche questo importante e che è stato riconosciuto appunto dagli specialisti e mi ha un po' risollevato il morale. Però mi resta qui che non sono arrivato in cima. Paolo Venturini, davvero complimenti per il coraggio, la tenacia, la determinazione, non solo la forza ma anche proprio ci vuole una tempra particolare per fare delle imprese del genere e spero ancora di averla ospite per riparlarne, per seguirla anche nelle prossime imprese. Quindi grazie davvero, grazie molte a Paolo Venturini. Dobbiamo chiudere questa edizione di Focus TG con Renato Capoi e Simone Merlo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.